La società è nata nel 1902 come società sportiva che si dedicava all'organizzazione di manifestazioni sia del calcio, del ciclismo che del podismo, in quanto in quel periodo nelle sagre paesane si abbinava sempre podismo e ciclismo. Diciamo che lo stimolo che ha portato alcuni volonterosi a fondare questa società sono state le gesta di un corridore di Pieve di Celigo, il primo corridore che si ricordi, Giuseppe Garbuio, che era famoso ben al di fuori del quartiere del Piave. Poi dopo il 1910 abbiamo un corridore di Solighetto, Ermenegildo Mori, che vincerà moltissime gare e farà trascinare tanti altri corridori. Diciamo che il partito fascista entra a gamba tesa nel mondo dello sport e occupa tutte le cariche sociali nazionali. Questo ovviamente succede anche nel ciclismo e va un po' a indagare su tutte le società, e quelle che non sono aderenti, in pratica i dirigenti non sono tesserati con il nuovo organismo, vengono radiate perché non danno sicurezza. Quando è stata rifondata la società nel 1966 si è ripartito con tutte quante le categorie. Ci sono stati diversi corridori emergenti, ma uno di questi era un giovane così un po' esuberante che ha fatto la storia del ciclismo. Mi sembra un po' esagerato quello che ha detto, che ho fatto la storia della Solighetto. Comunque sono stati degli anni molto belli, perché ho avuto l'eredità di Luciano Salomon, che ha fatto presidente prima di me, e io per Solighetto ci ho dedicato 20 anni, dove si organizzava oltretutto anche diverse manifestazioni che erano molto importanti, e poi la passione era talmente tanta che abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Avevamo 4 categorie: esordienti, allievi, juniores. La categoria più importante è stata quella di juniores, dove abbiamo avuto delle soddisfazioni importantissime a livello regionale anche. Come ho detto varie volte in varie interviste, comunque non smetterò mai di dire che io in realtà, insieme ad altre tante aziende come la sottoscritta, comunque si impegnano quotidianamente per sostenere praticamente vari sport, e ovviamente nella nostra azienda il ciclismo è un po' diciamo la parte dominante. Io poi in realtà sono entrato anche, ho la fortuna, l'onore di essere anche comunque vicepresidente in SC Solighetto, però l'SC Solighetto oggi quasi compie 120 anni. Io sono praticamente quasi 17 anni che sono lì, sono ancora un gregario in realtà di pilastri come Bruno Ferracin, è il nostro presidente Guido Dorigo che ci guida in maniera molto egregia. Guarda, io sono entrato 30 anni fa sempre nell'organizzazione della gara. Abbiamo cominciato con la gara regionale, poi siamo passati all'internazionale e cercando di migliorarci ogni anno abbiamo fatto di tutto, abbiamo cambiato percorso, abbiamo fatto per primi, abbiamo fatto la scalata del Cala del Poggio e poi abbiamo cercato di migliorare sempre anche come squadra, come società. Abbiamo visto diversi campioni passare professionisti, tra i quali Di Luca, Bruseghin, Pelizzotti e Basso, Scarponi, Ulissi, non per ultimo Dario Formulo, che ha fatto quarto nella nostra gara, è arrivato secondo proprio l'altro giorno alla Liegi-Bastogne-Liegi. Quindi, insomma, un albo d'oro davvero importante, con corridori che poi hanno lasciato il segno anche nel professionismo e continuano a farlo con Davide Formulo. Certo, sicuramente sono passati più di 100 professionisti da noi. Poi un'altra bella soddisfazione nostra è stata vedere Felix Gall vincere qua in Piazza Pieve con la maglia di campione del mondo. Anche quella è una bella soddisfazione per noi. Non da tutti possono avere questi atleti e queste soddisfazioni. Sì, ci vediamo tutti il 26 maggio alle ore 14 con la partenza ufficiale internazionali. Però con un'altra novità che quest'anno ci premia per la seconda volta, ci possiamo rivedere anche alle 3:30 del pomeriggio del sabato prima, con una gara a cronometro che mette in gioco tutte le squadre, soprattutto le internazionali, con un scenario straordinario, quello che è il nostro territorio, al quale il circuito sarà praticamente impegnato prevalentemente nelle colline del Prosecco.